Partita iniziata da 1 minuto e mezzo, il risultato è ancora sullo 0-0 e quindi subito le formazioni. Vicentini in campo con il 3-5-2, Russo tra i pali, Schiavi, Zanchi e Martinelli, il reparto arretrato, Di Matteo, Paro, Morosini, Rigoni e Mustacchio a centrocampo, Tulli e Abbruscato di punta, fuori Del Prete e Soddimo squalificati. Il Pescara risponde con il 4-4-1-1, Pinna in porta, Zanon, Mengoni, Olivi e Petterini, 4 di difesa, Gessa, Tognozzi, Verratti e Bonanni a metà campo, Cascione dietro all'unica punta Sansovini, arbitra Candussio di Cervignano del Friuli, assistenti Longo e Fittante. A Vicenza c'è il sole ma il tempo è variabile, temperatura attorno ai 24-25 gradi, terreno di gioco in discrete condizioni, sugli spalti circa 4-5 mila spettatori, più di un centinaio quelli arrivati dall'Abruzzo, tifoserie, lo ricordo, gemellate da 34 anni. 2 minuti e mezzo, Vicenza 0, Pescara 0, linea allo studio. E col calcio complimenti, li ricordiamo, al Manchester. Vicenza in vantaggio al secondo minuto, Abbruscato, Vicenza 1, Pescara 0. 7 minuti e mezzo, Vicenza 1, Pescara 0, ripresa con il Vicenza che è partito a tutta velocità. Dopo un minuto un'occasione per Abbruscato, in mischia in area, non è riuscito a colpire il pallone di testa e immediatamente dopo il gol, un triangolo Rigoni-Abbruscato, l'assist del centrocampista per il pallonetto di Abbruscato su Pinna in uscita. Il pallone ha colpito la parte bassa della traversa e poi è finito in rete alla il 17° centro dell'attaccante vicentino. 8° minuto, Vicenza 1, Pescara 0, linea allo studio. Poi Bertali all'inizio della ripresa. Il pareggio del Pescara, Olivi al 29° minuto, Vicenza 1, Pescara 1. 31 minuti e mezzo, Vicenza 1, Pescara 1, il pareggio del Pescara dopo almeno una decina di minuti di predominio abruzzese. Al 29° l'angolo da sinistra di Giacomelli, palla molto tagliata, il colpo di testa in mischia di Olivi che ha anticipato Martinelli, Russo non c'è arrivato e la palla è finita in rete. È la terza rete stagionale del difensore centrale del Pescara che continua ad attaccare alla ricerca del gol. Ecco Sansovini, il Pescara in vantaggio, grande il colpo di testa in anticipo del centravanti del Pescara su cross in mezzo di Giacomelli e il Pescara in 3 minuti ha ribaltato il risultato. 33° minuto, Vicenza 1, Pescara 2, linea allo studio. Torino conduce per 2-0. Adesso scusami, rigore per il Vicenza, il fallo di Pinna su Tulli, espulso anche il portiere del Pescara. Richiamerò quando tutto sarà pronto. Il Padova in vantaggio al 15° della ripresa, mancano 4 secondi. Scusami Avallone, tutto è pronto qui a Vicenza. In porta c'è Mengoni perché dopo la sostituzione del portiere Pinna il Pescara aveva esaurito tutti i cambi e quindi Mengoni in porta sul dischesto. Pronto Armà del Vicenza, l'arbitro richiama i giocatori a rimanere fuori, parte Armà, il tiro e il pallone in rete, quindi al 49° il pareggio del Vicenza 2, Pescara 2. A te. Sì, qui a Vicenza la partita è finita, ma è da raccontare il fallo da rigore per il Vicenza. Tulli ha messo in mezzo il pallone, c'è stato un contrasto aereo tra Abbruscato e il portiere Pinna, probabilmente c'era un fallo di Abbruscato, il pallone è rimasto lì, è arrivato Botta che poi è stato atterrato questa volta fallosamente da Pinna, il portiere espulso e il calcio di rigore battuto poi di Armà con Mengoni, il difensore in porta. Armà ha messo in rete, quindi Vicenza-Pescara è finita 2-2, linea allo studio.